Nella giornata di domenica 28 aprile, nel circuito del Motoclub Pista Gruarese è andata in scena la seconda prova del Trofeo Veneto Minimoto, valevole anche a livello interregionale. I partecipanti sono stati in tutto 32, provenienti non solo dal Veneto, ma anche da altre regioni del nord Italia e persino dalla vicina Slovenia. Tra loro anche 3 giovanissime motocicliste che hanno dato filo da torcere ai loro colleghi maschi. Sono Dussin Michela, Bernabel Giorgia e Virgilio Veronica, che abbiamo intervistato mentre i meccanici stavano alacremente provvedendo a montare i pneumatici da pioggia alle minimoto. Ciao, allora come ti chiami? Michela Dussin, allora è una delle nostre grandissime campionesse, ex titolare del Trofeo Italia, arrivata prima naturalmente nella stagione sportiva 2012. Da quanti anni corri in minimoto, Michela? 8 anni. 8 anni. Che aspirazione hai quest'anno? Qualificarti com'è? Terzo posto. Terzo posto, che è già un gran titolo per una ragazza. Quanti anni hai detto che hai? 18. 18 anni, bene. La tua moto è una? Stamas. Bene, il tuo numero porta fortuna? 41. È quello che hai anche sulla moto? Esatto. Bene, poi passiamo alla nostra Giorgia, vero? Giorgia, Bernabé. Il numero della moto? 99. 99. Come Lorenzo. Da quanti? No, cioè non era come Lorenzo, però perché io non lo dico. Con che team corri? Che prima 199. 123. Ah, 199. Ascoltami Giorgia, da quanti anni corri minimoto? 5 anni. Da 5 anni corri minimoto. Oggi speri arrivare che cosa? Primo. Terza categoria? Polcini. Bene, la tua moto è una bella ZPF. Pilota che preferisci di motociclismo? Sì. Il tuo pilota preferito chi è? Valentino Rossi, che ha il numero? 46, bene, brava. E poi per ultima abbiamo la nostra Veronica, vero? Cognome? Virgilio. Veronica Virgilio, il tuo numero di moto? 28. E come mai? È la mia data di nascita. Ah, bene, bene Veronica. La tua moto che moto è? Napolini. Napolini. Oggi speriamo di arrivare almeno prima. No, almeno terza. Almeno terza. Dovrei battagliare con la Giorgia allora. Categoria Pulcini e quindi te la vedrai con la Giorgia e sarà una dura battaglia oggi. Il tuo team, scusa, si chiama? Piston Boys. È Forza i Piston Boys. Io ci farei un applauso però, tutte e tre, alle nostre donne, bravo. Brave le nostre donne. E forza il Trofeo Regionale Veneto. Se nella mattinata le prove libere e quelle di qualifica si sono svolte tra sprazzi di nuvole e sole, nel primo pomeriggio la pista si era completamente bagnata a causa di un improvviso e forte temporale abbattutosi poco prima che avessero inizio le manche ufficiali. La Lega Motociclismo UISP Veneto, organizzatrice della manifestazione, ha messo in campo un gruppo di addetti al tracciato, riconoscibili dalla pettorina fosforescente, che hanno gestito con professionalità i singoli tratti del circuito di gara. A loro è stato affiancato il personale medico e un'ambulanza che sono dovuti intervenire quando la pilota trevigiana Dussin Michela è andata ad impattare violentemente sulle protezioni poste dopo una curva. Per alcuni interminabili minuti la Dussin è rimasta a terra, dolorante, finché poi si è rialzata ed è stata accompagnata dal personale medico alla vicina ambulanza.
Uno scroscio di applausi di incoraggiamento si è levato da parte dei presenti quando la Toussaint si è rialzata, facendo intendere che non si trattava di nulla di grave. Prontamente medicata è riuscita poi a salire nuovamente sulla moto, partecipando alle manche riservate all'Open A e C e a salire sul podio tutto femminile. Prima che i piloti scendessero in pista, il presidente della WISP, Michele Dussin, ha tenuto un briefing nel quale sono state ripassate le norme di comportamento da tenere nel circuito, con particolare riferimento al significato delle bandiere agitate dai commissari di gara. Siamo a tutta. La bandiera blu. Sono dimenticate. Bandiera blu, prima da spiegare. Esatto, non si frena di colpo per lasciar passare, se no succede l'incidente. Quindi si rallenta, si lascia passare e si riprende la traiettoria. Mi raccomando, non frenate di colpo, perché se voi frenate l'altro che sta doppiando vi viene addosso. Capito bene? Bandiera gialla. Ecco, si rallenta, si sta attenti al pericolo e si passa. Normalmente se c'è la gialla, non è che sotto la gialla si tira e si va anche a fare il pelo alla bandiera. Esatto, con la gialla non si sorpassa. Bene, bandiera nera. Ecco. Non sa vedere altro. King on disco, when I go, Mr. DJ make me stay king on disco. Tra i partecipanti nella sezione primavera c'era anche un 14enne proveniente da Concordia Sagittaria. Si tratta di Federico Andrioli, al quale ho rivolto alcune domande. Ciao, mi dici il tuo nome? Federico, Da Concordia Sagittaria. Sei da quanto tempo fai questo? un anno e mezzo. E chi è che ti ha trasmesso, diciamo, la passione per i motori? Niente, mio nonno 6 anni mi ha regalato la minimoto e allora ho incominciato. E in classifica come sei messo? Preso sesto. Ci sono altri ragazzi come te di Concordia, di Portogruaro, che corrono in minimoto, che tu sappia? No. Tu quindi te sei rappresentante, diciamo... Di Maio dei piccoli, poi c'è uno di là, Eric, dei grandi. King on disco, when I go, Mr. DJ make me stay king. C'è chi invece di strada ne ha fatta molta per giungere al circuito di Gruaro. Tra questi Lubelli Stefano, proveniente da Verona, che nonostante non abbia potuto partecipare alle precedenti gare in calendario, è riuscito al termine delle 2 manche previste a salire sul podio, occupando un meritato terzo posto. Ascoltiamolo mentre si stava preparando a scendere in pista. Belli Stefano, dove vieni? Da Verona, categoria Open C. Tu stai seguendo tutte quante le tappe di questo... Sì, sto cercando di seguirle tutte. Che anche, diciamo, è anche un sacrificio anche dal punto di vista economico, Sì, certo, venire dietro. soprattutto. Da quanti anni te stai facendo questo sport? Ma questo dovrebbe essere il 6º anno. Niente, è una bella passione. Cerchiamo di andare avanti. Passione trasmessa magari da qualcuno, Da nessuno, dalla natura. Così, come mai hai puntato per dire alle mini moto piuttosto che, non so, le moto tradizionali? Perché le moto grandi sono molto più costose. Correre con una moto di cilindrata superiore
se non ci stai dentro una roba sì. da ricchi ormai. Mhm. Quindi con questo ci si diverte, si spende il giusto, si sta in compagnia. Il circuito qui di Gruaro è la prima volta che vieni qui, cosa ti sembra? Al di là di oggi della giornata diciamo sfortunata perché c'è stato sole e pioggia. È una bella pista, ormai in Veneto stiamo andando avanti con le piste fatte nei parcheggi, però meglio di niente, meglio questo insomma, che nulla. Magari in altre regioni la situazione è migliore. L'unica regione migliore sono l'Emilia Romagna e la terra dei Lazio, motori diciamo. E il Lazio qualcosina. Poi speriamo che si evolva. Un pronostico per oggi? Pronostico, prima di tutto vediamo se faccio gara 1 perché ho le slick, le rain non ce l'ho. Prima di tutto sono finite quindi non le possiamo nemmeno comprare. Vediamo di prendere qualche punticino per il campionato. Questa mattina con i tempi com'è andata? Ma pensavo peggio, era la prima volta che venivo qui. Quanto hai fatto, per curiosità? 34. In pista l'agonismo si è visto già a partire dalla categoria pulcini, ma quello che a mio avviso è importante sottolineare è stato il clima di sportività e cordialità che si respirava al termine delle varie manche, quando i piloti si davano pacchi sulle spalle e strette di mano, elencando gli eventuali errori commessi o problemi alla moto. Bravi siete stati! Ma può! Sei stato te che dormivi? Può, chiedi a lui! No, è stato bravissimo fra io e lui, correttissimo, bravi! Guarda che arriva, bravi siete stati! Bravi veramente! Questo è il vantaggio. Le bandiere blu no, ma se ti mette una tatola perché proprio guardate brutto là e lui è passato però ha sbagliato anche il bandiere perché Al termine della lunga giornata di sport, le immancabili premiazioni hanno visto assegnare una coppa ed alcuni buoni sconto ai primi 3 meglio classificati nella loro categoria. Nonostante l'importanza dell'evento sportivo, che travalica i confini regionali, non era presente alcun rappresentante dell'amministrazione comunale di Gruaro, nonostante fossero stati invitati a partecipare alla premiazione. Di seguito l'elenco dei vincitori.
Cominciamo con i primi passi per l'unistica, per cui c'è un gruppo che ogni partecipante diamo uno spazio secondo il buon amico Lorenzo Girardi. Arriva da sempre poi Lorenzo Frasca. Poi Alessandro Panizzolo e Luca Ragazzo. Alex, quando vai? Tutti su primo. Ah, lì, tutti i primi, Quindi noi dobbiamo pensare i passi dell'agonistica e poi il componente artista congolese mette in vario per ogni pilota un buono sconto di 20% per l'ingresso in pista per